Rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex. Eccoci nuovamente nel nostro studio con le palme odierno qui nell'Hotel Sandoz a Playa del Carmen. Abbiamo fatto questa trasferta, ci sarà anche la prossima settimana, ma non vi svelo nulla, saremo ancora in trasferta in un altro paese. Siamo quasi in conclusione, però io volevo andare subito a Jesolo dal dottor Pasqualinotto, perché in realtà sappiamo perfettamente tutti, e soprattutto noi che viviamo in Veneto, che Venezia è il traino di tutto il mondo del turismo e il Veneto è la regione con i maggiori accessi turistici di tutto il paese. Però abbiamo anche una limitazione, nel senso che mentre come qui in Messico la stagione dura 365 giorni all'anno, noi alterniamo le stagioni e quindi abbiamo il turismo d'arte, il turismo di montagna e il turismo balneare. Tutto si concentra in pochi mesi rispetto a quello balneare, quello di Jesolo. Ed è per quello che io prima le ho fatto vedere il servizio della collega Maristella Donà, perché in realtà concentrandosi tutto in un periodo poi ovviamente nascono le problematiche di cui abbiamo parlato prima. A questo punto c'è secondo lei la possibilità di lavorare su un prodotto alternativo per cui anche queste mete turistiche possano allungare la propria stagionalità? Sì, c'è, per fortuna, e lo stiamo anche percorrendo, insomma, negli ultimi anni c'è stata proprio anche un'esplosione delle nicchie di mercato, un po' quello che diceva prima il direttore dell'hotel, dove andiamo ad intercettare sostanzialmente qualcosa che non sia esclusivamente sabbia e sole e mare. Se ci giriamo di 180 gradi rispetto alla nostra spiaggia, dietro abbiamo un paradiso dal punto di vista dell'offerta turistica, a partire dalla laguna, ma anche tutto l'entroterra e tutto quello che lei mi ha detto che è di Conegliano. Questo entroterra può offrire dal punto di vista enogastronomico. Abbiamo delle ricchezze assolutamente invidiabili ed invidiate che vanno però messi a sistema e va creato sostanzialmente il prodotto, ed è proprio quel prodotto, essendo un prodotto contenuto aspetto culturale, che può andare a incidere nelle code di stagione, sostanzialmente nei periodi di alta stagione a cui faceva riferimento prima il presidente Bonaccini. Per quanto riguarda Jesolo, nello specifico, se posso spendere due parole per l'operato del consorzio che rappresento, si è Assolutamente fatto, sì. si è fatto da poco una ricerca di mercato abbastanza importante e soprattutto abbastanza specifica, nel senso che siamo andati ad analizzare tutti gli aspetti che comportano, compongono e riescono a veicolare il turista rispetto alla vacanza, per cui ci siamo innanzitutto posti al giudizio dei nostri turisti in confronto con tutto quanto quello che è l'aspetto costiero dell'Adriatico, per cui dal Friuli all'Emilia tutta, e all'interno di questa ricerca di mercato abbiamo segmentato per interesse o per motori che possono spingere e possono insomma far pendere la volontà del turista su una spiaggia oppure sull'altra. Di conseguenza adesso abbiamo le idee molto più chiare riguardo a quello che serve per cercare di eh, dare più tipologia di prodotto a chi non necessariamente ci sceglierà per il mare e per la spiaggia, per cui tra l'altro inserendoci comunque in un percorso che non è di ieri, insomma negli ultimi 25 anni si è fatto molto da questo punto di vista, tutto turismo sportivo, quest'anno per esempio a fine settembre avremo la prima
la prima delle 3 edizioni per le quali abbiamo già un contratto firmato con Ironman. Abbiamo tutta una serie di eventi dal punto di vista sportivo che hanno la capacità di allungare la stagione e facendo base a Jesolo hanno poi la possibilità di far esplorare tutto l'entroterra, per cui le città d'arte che sono assolutamente vicinissime, nel senso da qui a Verona sono 1 ora e 40 di macchina, forse 1 ora e 30, dipende insomma da quanto si spinge, e Padova, c'è tutto quanto il Brenta, c'è Venezia ovviamente, le isole, cioè c'è un raggio geografico e anche dal punto di vista proprio temporale che ci pone al centro insomma di un ecosistema culturale e gastronomico, enologico, dal punto di vista della possibilità di praticare qualsiasi tipo di sport possa essere veicolante e dirimente per la scelta di una vacanza, campi sportivi, una pista azzurra, abbiamo di tutto. Bisogna lavorare in questa ottica. Da poco tempo a questa parte, con il confronto e il conforto dei numeri, siamo anche in grado di proporre un prodotto segmentato per nazione, per tipologia di cliente, per capacità di spesa, per differenze anagrafiche. Per cui da questo punto di vista siamo molto attrezzati. Adesso, oltre alle munizioni, abbiamo anche un nemico chiaro a cui sparare. Mi passi Ecco, io la guardi, sì, no, brutale metafora. sì, io guardi, siamo purtroppo in chiusura e faremo sicuramente un'altra trasmissione sul turismo perché le cose da dire sono Volentieri. tante. E l'unico aspetto che a me lascia perplesso, e qui faccio sempre, chiedo scusa ai telespettatori se espongo un mio punto di vista, ma avendo operato per anni nei grandi eventi, a Treviso ho organizzato Giochi Senza Frontiere, piuttosto che Sport in Piazza, piuttosto che portato gli schermi della RAI a fare trasmissioni televisive sul territorio per promuoverlo, considerato che a casa mia ovviamente mi faceva gioco. Ecco, quello che ho sempre notato, dottor Pasqualinotto, e spero che davvero se il Covid possa avere una bacchetta magica, ce l'abbia in questo senso, è abbattere quella logica di individualismo che è molto legato alla politica, una politica miope, per cui bisogna far lavorare gli amici con gli amici degli amici e non con quegli altri, insomma superare tutte queste logiche italiane che noi sappiamo perfettamente che esistono e riuscire a lavorare finalmente tutti quanti assieme per ottenere un risultato a 360 gradi complessivo. Se noi riusciremo a fare questo shift mentale e culturale e abbandonare la politica al suo triste destino, ovvero quella vecchia politica, e gli imprenditori a lavorare per unire gli sforzi e ottenere prodotti completi come quelli che lei sta dicendo, probabilmente potremo avere un ottimo futuro, perché altrimenti rischiamo ancora una volta di avere una visione nel futuro e tutti e due i piedi nel passato. Ma non voglio far polemiche, l'ho lanciata come provocazione, ne riparleremo No, perché no, ma siamo quasi lei in conclusione. ha perfettamente ragione, e l'idea della nascita di Venisend è proprio un movimento che sorge dal basso, dall'imprenditoria, dai consorzi di tutte le spiagge. Non è un'idea politica, ma è qualcosa che è nato dalla necessità di andare verso questo tipo di scenario che lei ha appena descritto in maniera perfetta. Grazie infinite. Dottor Paolo Minchillo, io l'ho visto sorridere mentre facevo questa riflessione. Credo che l'abbiamo condivisa un po' di tempo fa assieme, vero? Un punto di vista. Riusciremo a fare questo cambiamento, Certo. soprattutto per Venezia, che è una città che ne ha tantissimo bisogno di buttarsi nel futuro, mantenendo le sue tradizioni, ovvero un futuro per preservare quello che c'è. Ma me lo auguro, spero proprio di sì. E direi che i tempi sono maturi ormai, perché l'abbiamo visto anche in tante occasioni, l'abbiamo visto anche con il nuovo governo, ma anche su quello precedente, anzi quello ancora prima, dove due coalizioni completamente diverse, due realtà completamente diverse come Lega e i 5 Stelle si erano uniti, ma adesso addirittura un governo, diciamo, di solidarietà nazionale. Per cui io mi auguro, auspico proprio che per il bene di Venezia, ma per il bene dei veneziani e tutto, ci sia una volontà comune di fare del meglio a prescindere dall'etichetta della casacca politica. Le occasioni ci sono, ci sarebbero, e io sono convinto che
e riportando anche, oltre un turismo di qualità, ma anche riportando a Venezia le grosse organizzazioni internazionali, proprio farle avere la sede a Venezia, e qua la politica deve darsi da fare per metterle dare le possibilità. Abbiamo perso tante occasioni, la torre di Pierre Cardin è stata una, ma ci sono state tante, e soprattutto tutte gli enti che sono fuggiti da Venezia, perché l'UTVA, che negli anni 90 parlava di fare Marghera una nuova Silicon Valley con la riconversione, ma abbiamo avuto la Telecom, le assicurazioni generali, sono tutti quanti andati via da Venezia, e i politici non hanno fatto nulla, non hanno mosso un dito per trattenerli. Ovvio, si parla tanto anche della fuga di cervelli dall'Italia, però vanno via dall'Italia perché sì, perché hanno magari uno stipendio un attimo più alto, ma soprattutto hanno dei mezzi che li mettono a disposizione, sia dagli alloggi e compagnia bella. Ecco, questo bisogna cercare a Venezia, di riportare qualcosa di qualità, in modo tale che non ci sia un turismo di massa, ma soprattutto che si possa vivere 365 giorni all'anno e non solo di turismo. Grazie dottor Minchillo, siamo davvero in conclusione. Vado da Luca Risso per chiedergli se lui si sente uno di quei cervelli che sono scappati dall'Italia, e anche per dargli un saluto conclusivo. Luca, lei si sente uno scappato dall'Italia che ha avuto opportunità di fare fortuna all'estero? Comunque, al di là delle battute, è contento della sua scelta? Sì. Sì, sì, scelta ottimale sicuramente. Poi, visto quello che sta succedendo nel mondo, come dicevo prima, sicuramente questo è un posto che ti permette di crescere, di fare cose che purtroppo, devo dirlo chiaramente, in Italia è impensabile fare. In Italia la burocrazia, le tasse, le imposte ti schiacciano. Io qui ho i miei dipendenti, 100 piccoli soci in Italia che prendono una piccola percentuale, in Italia c'è lo Stato che ti mangia tutto, che è il socio più grande. Quindi sinceramente felicissimo del mio trasferimento, e spero di continuare a crescere ancora, e, a livello aziendale ovviamente. E per il resto ti posso dire che mi spiace molto per i problemi italiani. Io comunque sono italiano, quindi torno spesso in Italia, adesso no perché ovviamente è molto problematico, però spero che tutti i problemi italiani si possano risolvere velocemente. L'Italia, vi posso dire che è il paese più bello del mondo, che quando tu dici all'estero che sei italiano, cambia completamente il punto di vista della persona che ti sta parlando. Cioè, loro sono felici di parlare con un italiano, che tu gli racconti la tua cultura, gli racconti la tua cucina. E quando parli di qualsiasi cosa, non voglio dire solo Venezia, Venezia è un simbolo nel mondo, ma tutta l'Italia, tutta l'Italia. La verità non mi capacito del fatto perché, ora entro in politica che non è il mio campo, no? Però nel senso perché non fanno degli investimenti pazzeschi a livello turistico. L'Italia potrebbe essere un paese turistico 12 mesi, invece purtroppo è un paese dove il turismo sì è alto, però soltanto in periodo dell'anno, soltanto nelle città d'arte, e il turismo è molto locale, soprattutto nazionale, in un periodo molto grande dell'anno. Poi certamente 2 o 3 mesi d'estate si lavora molto bene, però guardate, io ve lo dico dal Messico, l'Italia è il paese più bello del mondo, in assoluto. Poi sicuramente una settimana ai Caraibi bisogna fare, nella vita una settimana ai Caraibi bisogna fare. Va bene Luca, grazie. Direttore Javier Martinez, ya estamos cerrando la transmisión el día de hoy desde su hotel Sandos Caracol aquí en Playa Car. Se quiere dar un saludo, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente le animo a que viajen. Creo que es importantísimo. El mundo sigue vivo y creo que es algo pues, que todo el mundo debe siempre de saber. Conocer es culturizarse. Viajar es unión y creo que es muy, muy importante. Siempre, obviamente, sigan pues, todas las recomendaciones gubernamentales para mantenerse sano, mantenerse a salvo, pero no quiere decir que encerrarse
sea no contaminarse del virus que está ahí fuera. Mucha gente viene a la Riviera Maya y está demostrado por la cantidad de casos que hay en la zona que la gente puede seguir viajando y siempre y cuando mantengan sus protocolos de seguridad y sus recomendaciones gubernamentales, pues todo el mundo podrá seguir adelante. O sea que muchísimas gracias y ojalá se den la oportunidad. Muchísimas grazie direttore. Allora, ovviamente ha invitato tutti quanti a venire alla Riviera Maya con le attenzioni del caso e ha ovviamente detto una cosa che sappiamo tutti, che tutti condividiamo: il mondo va avanti, la vita va avanti e quindi dobbiamo continuare a godercela. Rispetto a quello che diceva Luca Risso, anche io sono convinto che l'Italia sia il paese più bello del mondo. L'ho scoperto quando ho iniziato a viaggiare il mondo all'età di 18 anni lavorando per l'Italia e facendo un progetto che si chiamava Visit Italy. Noi andavamo in giro per il mondo a presentare l'Italia invitando la gente a venirla a visitare e quando tornavo a casa mi rendevo conto che anche se ho visto delle cose bellissime nei continenti che visitavo non c'era nulla di così bello come il mio paese. Lasciandovi con questo invito, questa visione che credo tutti noi italiani condividiamo un po' orgogliosi, magari dobbiamo solo riacquisire un po' più di felicità, che è quello che la gente non riscontra più in Italia, che riscontrava prima la gioia di venire in Italia, talvolta un po' l'abbiamo persa forse a causa di questa pandemia. Saluto Luigi Pasqualinotto, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Jesolo Venice, grazie di essere stato con noi. Buonasera a lei. Saluto Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana degli Albergatori, grazie presidente davvero di essere stato con noi e di aver dato l'apporto in questa sua visione. Si capisce che lei ama Venezia, ma non potrebbe essere diversamente. Alla prossima occasione. Grazie, ringrazio anche Paolo Minchillo, commercialista, io gli do del lei ma carissimo amico che conosco da tempo, grazie Paolo di essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Saluto Italo che ci ha già abbandonato, il console onorario in Playa del Carmen, Luca Risso che abbiamo appena visto, grazie Luca, noi ci vediamo al ristorante, tanto, quindi buona giornata. No, grazie mille a voi, grazie a voi. Muchas gracias y un saludo también a Javier Martínez por haber sido huéspedes con nosotros y a tutti noi, gracias, a tutti noi, a tutti voi telespettatori, l'appuntamento va alla prossima puntata. Stanco di vedere quelle brutte unità esterne? Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com.